qua al lunedì sera a parlare di referendum bisogna essere anche molto motivati, lo so, quindi vi ringrazio, però vedo anche che siete numerosi e questo mi fa piacere, perché? Perché diciamo che la stampa locale non è stata generosa con noi, non ci ha pubblicizzato minimamente nonostante i comunicati stampa, però vedo che le chat funzionano, le nostre chat e funziona anche la rete perché siete qua e quindi vuol dire che vi è arrivato il messaggio. Quindi io questo mi fa piacere, mi fa molto piacere. Allora, questa serata vede tre ospiti, come potete anche voi notare, già sicuramente li conoscete, però è d'obbligo che io li presenti. Allora, iniziamo dalla nostra coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle Friuli Venezia Giulia, anche appena riconfermata, che è la nostra Elena Danielis. Ha accettato l'invito e io lo ringrazio dall'immenso del profondo del mio cuore il dottor Maurizio Marcon che è il segretario allora Maurizio Marcon che è il segretario della CDL qui di Pordenone provincia, giusto? E poi da Roma, dulcis in fundo, abbiamo il nostro onorevole, si può dire onorevole, Francesco Silvestri, deputato alla Camera per il Movimento 5 Stelle. È un viso che conoscete perché lo avrete visto nelle numerose trasmissioni televisive dove lui va a fare i suoi dibattiti politici animato, è molto animato, quindi noi lo conosciamo e lo ringraziamo immensamente per la presenza. Perché arrivare in quel del Friuli Venezia Giulia da Roma non è cosa semplice. Ma è un piacere. Però bene. Allora io cedo subito la parola alla nostra Elena che introdurrà la serata. Prego Elena. Grazie. Allora. Non so se ho fatto partire il microfono, ma credo di sì. Sì. Dunque, non è facilissimo introdurre una serata in cui si dovrebbe parlare delle ragioni del no. A me sono molto chiare le ragioni del no e partirò da un episodio che mi è successo una settimana fa. A un banchetto si è fermato un famoso avvocato di Trieste con cui ci conosciamo molto bene e con cui abbiamo condiviso anche alcune battaglie, il quale è per il sì. E ci siamo fermati a discutere. E lui a un certo punto mi ha detto che è una scelta ideologica e io ho pensato no, non è una scelta ideologica. Forse il no alla riforma Renzi poteva sembrare una scelta ideologica. E gli ho detto, guarda, oggettivamente e sinceramente mi fa molto più paura questa riforma qua di quanto me ne abbia mai fatta la riforma Renzi. Perché questa riforma va a incidere sull'equilibrio dei tre poteri che reggono uno Stato democratico. E non è una passeggiata di salute. L'Italia ha già perso in parte l'indipendenza del potere legislativo, perché sappiamo che sono 20 anni che i governi italiani si sostituiscono al Parlamento a colpi di fiducia o decreti legge. Il potere giudiziario è un ennesimo colpo alla democrazia di questo paese e questa riforma fa esattamente questo. Indebolisce il potere giudiziario. Ora, lui da avvocato mi spiegava le ragioni del sì. Ma io trovo che le ragioni del no siano estremamente più forti, meno tecniche e più carnali, in qualche maniera. Noi stiamo difendendo qui l'indipendenza del potere giudiziario, stiamo difendendo qui la possibilità di un cittadino di essere giudicato attraverso un processo il cui obiettivo è trovare la verità, non punire un fantomatico colpevole. E noi stiamo difendendo l'uguaglianza di ciascuno di noi di fronte alla legge. Nel momento in cui andiamo ad indebolire il potere giudiziario, nel momento in cui mettiamo una parte della magistratura, della magistratura in senso lato, al di sotto
del potere del ministro della giustizia, noi creiamo una situazione nella quale è il ministro a decidere quali sono le indagini che vanno fatte e quali sono le indagini che non vanno fatte. E questo non può andare bene a un cittadino comune. Io credo che questa battaglia sia probabilmente una delle più importanti che ci siamo trovati a combattere. Ed è veramente fondamentale che ognuno di noi riesca a convincere almeno altri 3 o 4 ad andare a votare no. Perché ricordiamoci che questo è un referendum confermativo e i referendum confermativi non hanno quorum. Quindi quello che esce dalle urne è quello che ci toccherà in soldi. È tanto tanto importante. E l'appello al voto è credo la cosa principale che è il caso di fare qui in questa sede, ma in qualsiasi sede da qui alla giornata del voto. E io lascerò poi la parola e l'approfondimento su questa riforma ai veri relatori di questa serata, che non sono io sono qui per introdurvela. Però mi rendo conto che è molto molto importante per ciascuno di noi cercare di far ragionare quelli che abbiamo intorno, quante più persone possibili, e portarli alle urne il giorno delle votazioni. Grazie per l'attenzione. Allora io passerei la parola a Maurizio. Grazie. Allora, io parto da questo. C'è chi dice che i referendum è uno strumento ormai superato perché sono sempre molto tecnici e i cittadini non hanno gli strumenti per poterli interpretare e prendere decisioni importanti. Questo ovviamente lo dicono i politici. Ce l'hanno detto quando noi come CGIL abbiamo indetto il referendum sul lavoro. Sicuramente qualsiasi quesito che sia abrogativo o come in questo caso che sia confermativo, se lo si va a leggere per come è scritto, sicuramente è tecnico e sicuramente è un argomento di peso. E sicuramente se si sta ai cavilli e alle postille, probabilmente chi non ha Aspetta perché non vedo se funziona, si è staccato. Si è staccato? Ma guarda, posso anche tenere in mano, sai? Adesso va. Sì? Va bene. Ok. Dicevo quindi che se ci si sofferma sulle postille, sui codici, probabilmente sì, è complesso per chi non è della materia, ma se si guarda il senso delle cose, si svela sempre il mistero che ci sta dietro. Così come erano i referendum che avevamo indetto sul lavoro, anche questo, se non ci si sofferma soltanto ai riferimenti della Costituzione, di questo o quell'altro, ma se si capisce, si legge, si vede, perché è lì, tra il chiaro e l'oscuro, ma si vede. E se poi si ascoltano i ministri, i presidenti di commissione, che sono i sostenitori di questa riforma, allora lì proprio il mistero scompare. Io parto proprio da questo, dalle dichiarazioni della Presidente della Commissione del Senato, la senatrice Bongiorno, che con molta veemenza ha dichiarato che soltanto un ignorante può dire che questa riforma serve a rendere più efficiente e migliorare la giustizia. Già questo basterebbe per qualsiasi cittadino di senno per dire vado a votare e voto no, perché se sono quelli che la fanno e ti dicono che non serve a migliorare la giustizia, come se la giustizia non avesse problemi. Perché noi da questo punto di vista abbiamo un sistema giudiziario che a detta dei professionisti è tra i migliori del mondo per come è ideato, ma poi nel suo funzionamento incespica parecchio. Ma quali sono le questioni? Quindi possiamo dire subito che questa riforma non accorcia i processi, non migliora l'efficienza dei tribunali,
non migliora la condizione delle carceri. Noi siamo in infrazione perché abbiamo le carceri piene dove le persone non hanno il minimo di dignità. Ci sono migliaia di persone che sono in attesa di giudizio appunto a causa della lunghezza del percorso, e non riduce neanche gli errori giudiziari. E sono gli ideatori di questa riforma che lo continuano ad affermare. Però appunto i problemi ci sono. Ci sono 12.000 precari nel sistema giudiziario, 12.000 precari. I 2 miliardi e 700 milioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per esempio, potrebbe andare a stabilizzare queste persone perché ce n'è bisogno. Mancano, secondo gli esperti, ma c'è chi dice che è per difetto, 1600, più di 1650 magistrati nel sistema giudiziario. Manca il 60% dei giudici di pace, e i giudici di pace non è che sono dei giudici messi lì così per le multe, sono quelli che gestiscono la maggior parte dell'attività del civile, intervengono anche sulle questioni amministrative, intervengono anche sulle parti del processo penale, quelle di minore entità. Quindi sono una colonna oramai del sistema giudiziario, ma ne manca il 60%. E anche qua significa che non ci sono le risorse, perché non è che non ci sono i giudici, potrebbero esserci, ma se tu non metti le risorse per impiegarli, evidentemente quelli non ci stanno. Il governo dice che nel 2026 assumerà 3.000 nuovi dipendenti. Non stiamo parlando di magistrati, in questo caso stiamo parlando di personale amministrativo. Dai dati numerici, in ogni caso, anche se li assumessero questi 3.000, ammesso che riescono a fare i concorsi e li assumano, alla fine dell'anno, per il normale processo di uscita, perché l'anagrafica non perdona e a un certo punto le persone escono, comunque alla fine dell'anno, nonostante ci fossero, se ci saranno queste 3.000 assunzioni, mancheranno 15.000 persone nel personale amministrativo, che sono quelle che mandano avanti la parte burocratica. Quindi questi sono i problemi. La riforma non interviene su questo. Ma quindi, è stato già detto dalla consigliera regionale, oramai da un po' di anni i governi, quindi l'esecutivo, che è uno dei poteri, sono quelli che sovrastano la parte legislativa, che è quella del Parlamento. Beh, questo governo, dopo 3 anni, possiamo tirare un bilancio, ha fatto quasi il 90% delle proposte di legge partono dall'esecutivo, cioè dal governo. Cioè il Parlamento, di fatto, la maggioranza in questo caso, fa soltanto da confermatore delle decisioni assunte dal governo. Se viene meno il potere di bilanciamento, il terzo potere, che è quello legislativo, come è già stato detto, vuol dire che effettivamente noi saremo già di fatto in una condizione di un sistema presidenziale, modello Stati Uniti. Però vediamo che negli Stati Uniti, anche se è una democrazia secondo me non proprio perfetta, anche quelli che vengono eletti dagli stessi nominati dagli stessi presidenti, siccome sono nominati a vita, ogni tanto non fanno quello che dice il manovratore. Qui invece, se non abbiamo un sistema giudiziario, rischiamo proprio che vengano eletti al Parlamento quelli che la politica vuole, che poi saranno signor sì, e quindi ci sarà semplicemente l'esecutivo. Se poi va in porto anche il premierato, da questo punto di vista abbiamo fatto 100, se non abbiamo uno strumento appunto di riequilibrio. Quindi da questo punto di vista è fondamentale che ci sia un bilanciamento dei poteri che limitino l'azione unilaterale appunto di qualsiasi governo, non soltanto di questo, perché oggi appunto c'è questo governo di estrema destra, domani potrebbe esserci un altro governo, anche tecnico, ne abbiamo già visto qualcuno, che avrebbe appunto mano libera. Allora noi come sindacato, proprio di fronte a questa condizione qua, e non in termini ideologici, abbiamo proprio cercato di capire di cosa si trattava e abbiamo
fatto due conti. Allora abbiamo deciso di scendere in campo perché come lavoratori, come cittadini, non siamo sicuramente la parte più forte di questo paese, ma siamo sempre quelli che devono rincorrere per far rispettare i diritti. Vediamo anche in questo momento cosa sta facendo la magistratura rispetto ad una situazione molto particolare di sfruttamento rispetto ai driver di Glovo piuttosto che di altre piattaforme, perché la tecnologia con cui dovremo a che fare anche nei prossimi anni sempre più pervasiva, anche questa rischia che senza controllo e senza che ci sia un controllo o dalla politica o comunque da un sistema giuridico che sia in condizione di far rispettare le leggi, rischia appunto di sovrastare i diritti delle persone. Ma dicevo, come sindacato, per quanto ci riguarda, noi possiamo dire senza assumere la difesa di magistrati senza se e senza ma la magistratura, per quanto riguarda i lavoratori, ha consentito al nostro paese di far passi in avanti nei diritti e anche quando la politica non guardava, non voleva, non poteva, non riusciva a intervenire, e lo sta facendo ancora oggi. Faccio degli esempi, perché il sindacato ha ottenuto per i lavoratori giustizia proprio per via giudiziaria su molti torti che le persone hanno subito. Per esempio, le azioni penali nei confronti delle aziende per l'uso delle sostanze tossiche. Una per tutte, la più conosciuta, l'Eternit, ma non solo questa, ce ne sono tantissime altre sostanze che hanno fatto ammalare, ucciso migliaia di persone, migliaia di lavoratrici, migliaia di lavoratori. Grazie a quelle indagini, a quei processi, le persone hanno avuto i risarcimenti, ma soprattutto si è riuscito a far fare passi in avanti anche nelle condizioni di lavoro e nelle condizioni ambientali di interi territori, grazie appunto anche all'azione della magistratura. E sono andati contro interessi economici e in parte anche politici enormi in quel momento. Ma anche dal punto di vista proprio dei diritti in sé. Io vi riporto due episodi, uno storico degli anni 60 e uno più recente. Negli anni 60 la Fiat, che era la principale azienda di questo paese che ha contribuito all'industrializzazione dell'Italia, aveva deciso di schedare, con la complicità anche delle forze dell'ordine, dei carabinieri in questo caso, i lavoratori e le lavoratrici della Fiat e anche i lavoratori disoccupati che andavano a far domanda in Fiat per appunto schedarli e cercare di evitare i più facinorosi, quelli magari che erano impegnati nelle lotte sindacali, piuttosto che erano impegnati in politica con i partiti che non erano graditi all'azienda. Ed è grazie alla magistratura e alle denunce che sono state fatte, ma alla magistratura che ha indagato e ai giudici che sono intervenuti, che quel sistema di schedatura discriminante è stato sconfitto e quei lavoratori hanno potuto avere ragione dei loro diritti, insomma. Ma più recentemente, sempre la Fiat, in questo caso aveva cambiato nome, si chiamava FCA, e l'amministratore non erano più Agnelli, ma era Marchionne, aveva deciso di cambiare le regole della contrattazione. Siccome un sindacato, una volta di più la CGIL, non era d'accordo in quelle scelte che aveva fatto e non aveva firmato quegli accordi, cosa ha fatto? Ha messo in cassa integrazione 3.000 persone a Pomigliano, a 0 ore, ha costituito una NewCo, una nuova società, e ha assunto tutti i lavoratori di Pomigliano che non erano iscritti alla CGIL, proprio per epurare il problema della rappresentanza. E solo grazie, e quindi una quota di lavoratori è rimasta in cassa integrazione a 0 ore perché era iscritta ad un sindacato che non aveva accettato quel tipo di scelte. Ed è stato grazie alla magistratura che si è scoperta questa discriminazione, che anche la grande multinazionale che in quel periodo lì, c'era il governo Renzi, per ricordarci bene anche la cronologia, era sostenuta anche dalla politica, quelle scelte che faceva quella multinazionale. E grazie alla magistratura si è riusciti a far ritornare il diritto delle persone che per vivere appunto devono lavorare. Ma potremmo andare avanti all'infinito, mani pulite.
le trame nere della strategia della tensione, sempre la magistratura e i giudici, alcune volte anche sbagliando dal nostro punto di vista, ma altre volte sono riusciti a risolvere molte delle questioni di questa disgraziata Repubblica. Quindi, e vado alle conclusioni, il tema dell'indipendenza è un tema fondamentale per poter avere appunto un paese che sia effettivamente democratico per quanto riguarda la magistratura. I nostri padri e le nostre madri costituenti, quando hanno scritto la Costituzione, l'hanno fatta con la testa sulle spalle. Diciamo che hanno avuto gioco facile, avevano fatto 20 anni di dittatura, hanno visto gli effetti di una magistratura piegata al volere del Ministero della Giustizia e quindi del governo, in quel caso della dittatura, e quindi hanno detto dobbiamo di fatto costituire nella condizione effettiva l'autonomia, perché non è che ci fosse scritto nei codici scritti dal fascismo che la magistratura era dipendente dal governo, ma di fatto lo era perché c'era soltanto il titolo. E oggi riproducono lo stesso meccanismo, dicono noi non tocchiamo l'autonomia, l'articolo 104 rimane intonso, il titolo, l'autonomia la magistratura è autonoma e indipendente, soggetta solo alla legge, ma sono cancellati tutti gli altri codici sottostanti che sono quelli che di fatto garantiscono quell'autonomia. Il CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'unico soggetto che governa e amministra e anche giudica la magistratura, che non significa che i magistrati non possono essere giudicati come gli altri cittadini, perché se un magistrato compie un reato penale viene giudicato esattamente come tutti gli altri, ma nell'agire, nella sua azione requirente piuttosto che giudicante, non può essere messo in scacco dal potere politico o da altri poteri, perché se applica la legge, quella legge lo garantisce nel suo esercizio. Quindi la questione forse non è soltanto il fatto della separazione delle carriere, perché quella separazione delle carriere c'è già di fatto e che la vogliono andare oltre quella funzionale, vogliono che sia di fatto. Da quello che dicono gli esperti, questo potrebbe produrre nel tempo una, diciamo così, specializzazione dei magistrati requirenti, quelli che fanno le indagini, che oggi sono di fatto dei giudici, ma domani potrebbero diventare dei super poliziotti votati molto alla ricerca del colpevole e non della giustizia. Questo dicono. Io non sono così esperto per poter andare a fare questa disamina, però la capisco, la comprendo. Oggi gli avvocati, quindi non i magistrati, ma gli avvocati dicono: quando noi andiamo a discutere in Parlamento, in tribunale, non è che siamo nei film americani in cui facciamo le requisitorie, no, lì si parla, si discute, si legge la norma, si leggono i fatti, c'è la ricerca di entrambi nel provare a trovare la verità, come è stato appunto detto prima. Quindi oggi non c'è la ricerca del colpevole, ma c'è la ricerca della verità. E se il procuratore trova delle prove a favore dell'imputato, è obbligato per legge a tirarle. Un lapsus. No, ma in alcuni casi coincide. Sì, infatti. Se dell'imputato è obbligato a metterli in evidenza. Ci sono stati casi anche recenti in cui un magistrato è stato deferito appunto al Consiglio Superiore di Magistratura perché aveva nascosto delle prove che erano a favore dell'imputato, proprio perché noi abbiamo un sistema garantista. Non è che non significa fuori i ladri, significa garantire il giusto processo nel confronto delle prove che ci sono. Quindi, per non farla eccessivamente lunga, secondo noi questa è proprio la composizione effettiva di quello che era il progetto della P2 di Licio Gelli. Ieri c'è stata l'intervista al figlio di Licio Gelli che ha detto, Maurizio si chiama anche lui, è un nome ricorrente, che ha detto che finalmente
questa legge è il disegno di suo padre. In effetti Licio Gelli era un fiero fascista che non l'ha mai negato e aveva proprio ideato nel piano di rinascita democratica il fatto, uno dei caposaldi era quello di separare il Consiglio Superiore della Magistratura, dividere le carriere e mettere in qualche modo in scacco i magistrati in modo che non fossero autonomi dal potere, ma che fossero un soggetto che collaborava con l'azione di governo. Che peraltro, se siete stati attenti, avete sentito la nostra Presidente del Consiglio ripeterlo più volte, che qui non si può andare avanti così, che i magistrati non devono interferire nell'azione di governo e anzi bisogna tutti remare dalla stessa parte. Questo è il fatto. Allora, per concludere, questo referendum non è una questione tecnica, ma è del tutto politica e non riguarda solo i magistrati, riguarda tutti noi e riguarda tutti coloro che pensano che la legge debba valere per tutti, compreso anche per chi ci governa. Perciò questo referendum non è ideologico, ma è piuttosto un voto su questo referendum difensivo di difesa per i cittadini e anche difensivo e per difesa della Costituzione. Grazie. Allora, adesso abbiamo fuori il programma. Do il microfono prima di darlo all'onorevole Silvestri, io lo do al nostro presidente del gruppo territoriale di Pordenone che è al telefono con una persona di cui ci dirà lui, perché io non so niente, sto tutto qua in diretta insieme a voi. Giorgio, ci senti? Mi sono permesso di chiedere, l'intervento del direttore di Antimafia 2000, che non è semplicemente la rivista che si occupa di malavita e malaffare, ma che interviene anche in questioni di politica interna e il suo appassionato sostegno al no al referendum basato su dati di fatto. Giorgio, ci senti? Vediamo se riusciamo a farti parlare in qualche modo. Proviamo col microfono, vediamo. Prova. Non so se mi sentite. Sì, ti sentono tutti. Vai. Grazie per l'invito, sarò brevissimo. Allora, la riforma chiamata schiforma dal collega Travaglio è un vero attacco e attentato alla magistratura, ma non mi riferisco alla magistratura come casta o la magistratura fatta di uomini che sbagliano, perché spesso i magistrati davvero hanno sbagliato, o alla magistratura delle correnti che hanno devastato spesso e fermato e delegittimato i magistrati che rischiano la vita in Sicilia, in Calabria e in Campania, eccetera. Mi riferisco soprattutto a Falcone e Borsellino, che proprio i magistrati cercarono di fermare il loro lavoro, giudici sceriffi, eccetera, eccetera. Mi riferisco alla magistratura, quella con la schiena dritta. Ora, siccome la magistratura spesso è formata e commette errori non solo umani, ma politici, non c'era bisogno della riforma per cercare di controllare certi magistrati. Andava bene così, vedete il caso Palamara, il caso delle correnti all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, delle correnti all'interno dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, che spesso hanno ostacolato appunto quei magistrati di frontiera. Quindi che bisogno c'era? C'era un bisogno solo, a mio giudizio ovviamente, a mia opinione, ma basata su fatti, quella di fermare quei magistrati. Allora attenzione, ci sono delle indagini a Caltanissetta, anche se condotte in un modo secondo me molto ambiguo, ma comunque ci sono delle indagini a Caltanissetta, a Firenze, a Palermo e soprattutto a Caltanissetta e a Firenze ancora sui mandanti esterni delle stragi del 92 e del 93. C'è una commissione formata da magistrati
e dove il dottore Nino Di Matteo coordina questo pugno di magistrati all'interno della Direzione Nazionale Antimafia che si stanno occupando di questo. C'è all'interno della Commissione parlamentare antimafia il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato insieme a Roberto De Rao, che non la pensano così come la pensa la Commissione, cioè che le stragi sono state poste in essere per un accordo mafia e appalti tra i mafiosi e alcuni politici corrotti. La pensano, stanno dimostrando che la destra eversiva, estrema destra, molto probabilmente ha concorso nelle stragi, e la destra eversiva, gli stragisti, alcuni di questi sono amici di quelli che sono al governo, del signor La Russa, della signora Colosimo, e questo il primo ministro Meloni lo sa. Quindi se questi magistrati continuano nella loro ricerca indipendente e poi possono mandare a giudizio personaggi che in questo momento fanno parte addirittura del governo, ecco che questo non se lo possono permettere. Quindi se vince il sì, questi magistrati saranno stoppati per legge, non potranno andare avanti perché devono praticamente di fatto, lì gli esperti che avete con voi lo possono spiegare meglio di me, di fatto saranno controllati dal Ministero della Giustizia o dal Ministero degli Interni. Quindi la vera motivazione, e i cittadini lo devono sapere, io ho fatto un video, grazie a Dio ha raggiunto quasi 500.000 telespettatori, ma non basta. La vera motivazione di questa riforma è fermare i magistrati antimafia che vogliono indagare sulle stragi, perlomeno quella principale è questa. Ci sono altre motivazioni politiche e lo sapete sicuramente meglio di me, ma quella che non viene mai detta o spiegata è questa: fermare Nino Di Matteo, Luca Tescaroli, Sebastiano Ardita, Nicola Gratteri e altri giovani magistrati che vogliono e cercano la verità. Questo è il mio pensiero. Grazie infinite della tua testimonianza. A risentirci a breve, grazie. Ringraziamo questo intervento e andiamo adesso a passare la parola a Francesco Silvia. Direttore di Antimafia 2000. Direttore è il nome? Giorgio Bongiovanni. Giorgio Bongiovanni. Ecco, adesso lo so anch'io per certo. Allora, microfonino, passiamo. Grazie. Penso che sia già attivo il microfono, se no vengo aiutato. Grazie, non so se si sente? Si sente, No, sì. devi accenderlo qua. Aspetta. Prova. Proviamo così. Aspetta, Adesso. Sì. Adesso dovrebbe andare meglio. Allora, intanto buonasera a tutti e sono molto contento di essere qui con voi perché sto girando molte regioni, molte città perché sento veramente per la prima volta, forse la volta maggiore, io ho 44 anni da quando faccio questo lavoro, ma comunque mi occupo di politica, sento veramente il peso più grande rispetto agli esiti di un referendum, molto più, come diceva lei, effettivamente molto più di altri, perché secondo me un errore che non dobbiamo fare è proprio quello di parlare solamente nel merito della riforma, è proprio il contrario di quello che ci viene chiesto, e infatti ci viene chiesto. Parliamo solo tecnicamente di questa riforma. No, parliamone tecnicamente, ma parliamo nel quadro in cui si inserisce questa riforma, perché questa è semplicemente una cornice di una progettualità che inizia da lontano. Quindi parlare solamente di questo segmento o solamente della cornice senza parlare del quadro, che probabilmente è la cosa più importante che c'è all'interno, è un errore comunicativo che ci vogliono portare a fare. Quindi no, non parliamo solamente nel merito tecnico della riforma, parliamo anche del merito tecnico della riforma. E questo quadro che c'è dentro, che dice? Dentro questa cornice che ci vogliono mettere? È un quadro che hanno iniziato a disegnare dall'inizio del loro governo, quindi non è nemmeno una progettualità tanto nascosta, ed è un quadro che parla a una pancia del paese
che è quella che danneggia noi. Noi non stiamo difendendo un potere dello Stato o solamente un potere dello Stato, noi stiamo difendendo noi stessi. Perché, e questo è importante farlo comprendere, perché quando si difende il potere della magistratura, si difende in funzione anticorruzione, si difende in una funzione che interessa moltissimo la cittadinanza. Perché vedete, l'abuso d'ufficio, la corruzione, i Trojan e tutta una serie di meccanismi sono degli antidoti al fatto che magari sotto casa nostra, tradotto molto banalmente, sotto casa nostra la strada che viene fatta non venga fatta a 5 volte il costo che magari si deve e alla metà del servizio. Questo poi banalmente è una difesa immunitaria nei confronti di quella politica malsana e del servizio che ci arriva sotto casa. Quindi più forte e più maggiori sono gli strumenti anticorruzione, meno guadagna la politica che noi vogliamo uccidere, migliore è il nostro servizio. E questo loro lo sanno. Allora, e perché dico lo sanno? Perché il loro schema, questo quadro, il pittore di questa tela, conosce benissimo quello che vuole andare a disegnare. Ecco perché ha iniziato ad attaccare tutti gli organi di controllo, la riforma della Corte dei Conti, la Ragioneria dello Stato, la magistratura e l'abuso d'ufficio e hai un ministro della giustizia che parla di mazzette tollerabili nel suo libro, come a far capire che esiste una tollerabilità rispetto all'elemento della corruzione. E poi basta un po' ascoltarli, perché ad esempio un'altra cosa che loro hanno già detto è: se vinciamo, ecco perché dico parlano a una certa pancia, e quindi questo referendum è importante perché non finirà con la separazione delle carriere, continueranno e ce lo stanno già dicendo. Questo Trojan va probabilmente tolto, va probabilmente limitato, lo scrive lui nel suo libro, senza considerare il fatto che quello che loro prendono ad esempio per la separazione delle carriere, per questa riforma che è Palamara, fu preso con il Trojan. E quindi se la prendono con lo strumento con cui è stato preso quello che oggi è il loro simbolo per questa riforma, schiforma, chiamatela come volete. Le intercettazioni ci sono state dette tante cose, ci sono state dette che era un problema anche legato ai costi. Le intercettazioni costano su per giù 200 milioni l'anno. L'anno scorso una singola inchiesta che costò 5 milioni di intercettazioni sui bitcoin ha prodotto circa 400 milioni di recupero di fondi che sono andati subito nella disponibilità. Con una singola operazione sono stati ripagati 2 anni di intercettazioni. Quindi la cosa importante che dobbiamo capire è che l'unico antidoto, perché sono importanti riunioni come queste? Perché l'unico antidoto che noi abbiamo a questo avanzare della mala politica è informarci, perché ogni volta che ci informiamo andiamo a smontare quelle che sono le loro narrazioni, perché qui non si tratta di un punto di vista contro un altro punto di vista, qui si tratta di menzogne contro informazione. È questo il punto, perché finché siamo nell'ambito della diversità d'opinione non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema, lui la può pensare in un modo, lei la può pensare in un modo, io in un altro modo, ci confrontiamo, voi ascoltate, ognuno si farà il suo punto di vista. Io, prima di iniziare questa serata, ci siamo venuti qui prima, non so dove, e c'era un altro convegno per il sì. Benissimo, a parte il fatto che io spero che i risultati siano lo stesso del convegno di questa sera, perché c'erano 7-8 persone qui per il sì, e quindi mi auguro che questo risultato sia esattamente la fotografia del prossimo risultato referendario. Però poi mi sono fermato lì e di nascosto, insomma, mi sono messo in ultima fila, mi sono messo a ascoltare un po', perché poi ho detto
era anche un convegno nel suo blasone anche prestigioso, quindi ho detto fammi sentire nel tecnico un po' dove vanno a parare, perché poi io mi confronto sempre invece nei mercati rionali, cose varie, quindi è molto veloce, è molto di impulso. E ho sentito delle cose che io sostanzialmente mi sembrava di essere nel pub sotto casa verso mezzanotte alla terza birra, perché sentivo delle osservazioni che non stanno né in cielo né in terra. Uno era quello sull'autovalutazione. Allora c'era un avvocato, mi ricordo chi, che diceva, ma questa è autovalutazione, l'ex parlamentare, quello che stavo... Maglio contento. Benissimo, sarà contento, giusto contento. Che diceva, ma l'autovalutazione, ma vi rendete conto signori che queste persone nell'autovalutazione hanno un livello bassissimo di autovalutazione, quindi solamente pochi magistrati vengono condannati dallo stesso CSM, è una vergogna. Io volevo alzare la mano e dirgli, mi fai sapere dove c'è la separazione delle carriere invece questi dati sull'autovalutazione, se me li puoi citare cortesemente, perché la Spagna ha una valutazione, ha un numero di magistrati che fanno quel tipo di valutazione che lui vorrebbe, che è la metà rispetto all'Italia. In Francia un quinto, quindi è peggio, è 5 volte peggio. Allora, e poi c'era un'altra persona di qua che si chiama, penso come Maurizio. Lorenzo Marcon. Marcon. Scusate, io vedevo i cavalieri, quindi non conoscevo tantissimo, niente contro le persone, ci mancherebbe, non le conosco. Sì, dove è seduta Elena, quindi siamo andati migliorando, almeno nella posizione, ma non li conosco, quindi non entro nel personale, però nelle valutazioni che facevano il sorteggio, vabbè, ma prenderli su 9.000, il sorteggio 1, prenderlo su 9.000 magistrati va bene, perché alla fine se un magistrato ha il potere di dare 30 anni di carcere a una persona, è anche in grado di guidare il CSM. Ora, cioè io me lo posso aspettare, ma come fai a dire una cosa del genere? Cioè, come dire che un medico, visto che sa operare al cuore, sa anche condurre un'azienda ospedaliera? Ma che c'entra? Ma uno ha una funzione, uno ce n'ha un'altra. Uno ha un potere di giudicare i fatti, l'altro di governare dei processi. Ma stiamo scherzando, ma non c'entra nulla. Quindi, ma queste sono anche le cose che sentite in TV, quindi voglio andare a rinfrescarle, perché secondo me è importante dirsele, perché sennò alcune cose possono avere anche un elemento di persuasione, perché detta così una frase sembra forte. E uno non considera invece che per dare 30 anni segui delle leggi, poi devi dare delle motivazioni, poi c'è l'appello, poi c'è la Cassazione, poi funziona. L'altro invece fa delle nomine, gestisce degli equilibri, è una cosa completamente diversa. Allora, anche qui, sulle nomine, questo è il primo CSM dopo la riforma Cartabia. Andiamo a prendere, perché poi dicono Palamara, ma Palamara, che è tutto vero, ma Palamara ci sono state delle riforme in mezzo. Allora, e da che lo vediamo che va molto meglio la situazione? Dagli indicatori. Prima, quando c'erano effettivamente molti problemi, quando c'era una nomina c'era subito un ricorso, perché il soccombente, cioè la persona che non veniva nominata, faceva subito il ricorso perché non vedeva riconosciuto il proprio diritto o comunque pensava in questa maniera. E quindi c'era una quantità su 180, 170 nomine, 50, 60 ricorsi, 70 numeri altissimi. Benissimo, siamo al primo CSM dopo la riforma, con il fatto che tutto quello che loro denunciano effettivamente è già stato risolto, 160 nomine, 3 ricorsi. Perché nemmeno chi perde si sente delegittimato o comunque vuole ricorrere per contrastare quell'azione per il quale magari ha vissuto un torto. Non c'è più nemmeno questa. E poi
poi abbiamo subito, perché poi non si tengono, non vedono l'ora, loro sentono talmente la vittoria dentro che già ti dicono che faranno dopo, portandoti poi a dire pure chi vota sì dice aspetta. Cioè, noi abbiamo invece l'altro vice premier che è Tajani, che dice una cosa, signori, gravissima. E in questo paese poi tutto passa, viene normalizzato tutto, noi siamo dei normalizzatori di cose gravi, pazzesche, e questo dice alla luce del sole. Un'altra riflessione che dobbiamo fare subito dopo, una cosa che dovremmo fare subito dopo, è togliere la polizia giudiziaria. E passa così, come se avesse detto passami il sale. Togliere la polizia giudiziaria e portarla sotto il governo. Ma la polizia giudiziaria è quella che fa le indagini. È un caso Santanchè chi l'avrebbe indagato? Dove ci sarebbe stato? Quale polizia giudiziaria, se è sotto il potere del governo, fa indagini sul governo? Ma il governo è quello che regola le nostre vite, è quello che muove i nostri soldi. È importante che abbia un fiato sul collo indipendente. E che ci faccio con un potere, come diceva giustamente lui, formalmente indipendente, se non ha poi le intercettazioni, non ha poi la polizia per indagare perché sta sotto il controllo del governo? Allora, vedete che io entro nel merito poi della riforma sulle nomine, sui sorteggi, sull'autovalutazione e su tutto quanto, io ci entro anche nel tecnico, però non stiamo lì ad arrovellarci troppo sul tecnico, perché è facilmente smentibile, ma guardiamo il quadro complessivo, perché finché stiamo nel tecnico noi diciamo vabbè, io voto no. Ma se guardiamo il quadro complessivo, io esco di casa e cerco di convincere le persone a votare no, perché il pericolo è molto più grande. Allora è questa la questione, la minaccia a cui noi siamo sottoposti, ma dall'inizio della legislatura, è proprio questa. Ed è importante riuscire poi a cambiare questo governo, proprio perché dobbiamo rimettere a posto, in fila, tutto quello che loro hanno sfasciato fino adesso. E potenziare un potere, quindi non è solamente vincere questo referendum con il no, ma è fare in modo che questo referendum dia un messaggio forte anche a loro, perché se continuano a fare questo tipo di politica e vincono, signori, continueranno e aumenteranno. Allora intanto è dare un messaggio che questo modo di fare politica, dicendo che i magistrati hanno la colpa dell'immigrazione incontrollata, del fatto che hanno la colpa di tutto in questi magistrati, dei processi che da 20 anni sono impuniti e sono errati, di tutto hanno la colpa questi magistrati. Allora fare una politica basata sull'odio, intanto questo referendum gli darebbe una risposta e li rimetterebbe a posto da questo punto di vista, e già non è poco. E poi si va verso le prossime, ma le prossime elezioni non è importante solamente vincerle perché la destra, la sinistra, dobbiamo vincere la sinistra, no, perché bisogna rimettere a posto delle cose che sono importanti e che in questo paese devono funzionare. La vittoria ha un senso politico, non è vincere per vincere, è vincere per rimettere a posto e per continuare a far camminare questo paese. Anche perché la situazione economica a cui noi stiamo andando, vado verso la chiusura perché poi lascio spazio alle domande, ma non voglio nemmeno tediarvi troppo, è molto più pesante di come noi stiamo immaginando. Se noi andiamo a vedere i dati del sovraindebitamento economico delle famiglie, delle imprese, anche a fronte di quelli che sono gli aumenti dell'energia, io giro il paese e i costi dell'energia stanno distruggendo il nostro tessuto imprenditoriale. Prima di venire qua, il giorno prima di venire qui, io sono stato a Civita Castellana. Civita Castellana sembra dal nome innocuo, ma è un paesino di 15.000 persone, ma è importantissimo, produce più del 50% di tutta la produttività della provincia di Viterbo, perché fanno ceramiche, è un polo importantissimo. 7 industrie, 5 stanno chiudendo per l'aumento dei costi dell'elettricità. Allora, chiedere come fa la Spagna di scorporare il prezzo dell'elettricità dal prezzo del gas, e avviene già in Spagna e in Portogallo, è un dovere che noi dovremmo nei confronti dell'Europa, è una pretesa importante, perché anche quando sono stato a Pomigliano, al centro Fiat che stavano chiudendo, gli stessi lavoratori davanti ai cancelli, che cos'è che mi hanno detto? Mi hanno detto: Francesco,
per favore fate in modo che non ci mandino a casa. Stavamo a Natale, stavamo vicino al 25 Natale, gli era arrivato un bel regalo, una lettera che li mandava a casa dopo 20 anni. Mi hanno detto, però noi lo sappiamo che dalle altre parti l'azienda parte con un 40% di svantaggio di competitività rispetto alla Spagna e rispetto alla Francia. Lo sappiamo, quindi io lo capisco, vi prego difendeteci e non ci fate licenziare. Però attenzione che il problema è strutturale e ruota tutto intorno all'energia. E guardate cosa sta succedendo adesso in Iran. E guardate quello che succede in Russia e Ucraina, cosa ci comporta. Queste sono tematiche serie, sul quale un governo deve prendere una posizione. Io mi occupo di usura, mi sono sempre occupato di azzardo e lavorando contro l'azzardo automaticamente l'azzardo mi ha portato a occuparmi di usura, perché la maggior parte delle persone di cui mi occupavo alla fine si era impelagata con un usuraio. L'usura, premessa, arriva il decreto sulle Olimpiadi Milano-Cortina, in Parlamento. Svuotano del 50% il fondo antiusura per metterlo sulle Olimpiadi Milano-Cortina. Cioè io ho fatto un casino in aula che la metà bastava, ma noi abbiamo davanti un governo che saccheggia il 50% del fondo antiusura per darlo a delle Olimpiadi. Questa è la sensibilità del governo che ci sta in questo momento governando. Il fenomeno dell'usura è un fenomeno pesantissimo, nel senso che il sovraindebitamento delle famiglie e imprese sta crescendo a dismisura. Ma abbiamo un problema serissimo, nessuno denuncia più, nessuna impresa denuncia più, perché i tempi dello Stato attualmente di assistenza nei confronti pratica, nei confronti di un'impresa che ha subito il torto dell'usura, e ne ho conosciute tante, sono in media, ma si va anche superiore, sono in media 460 giorni. 460 giorni un'impresa è morta. Per denunciare, quando denunci rischi, ma rischi fisicamente, non è che rischi così, ma chi denuncia? Chi si prende un rischio per essere assistito dopo 460 giorni? Allora sono questi i problemi veri del paese che vanno affrontati. Ecco perché dico, vincere deve avere un senso, sempre nella vita. Raggiungere qualcosa deve essere conseguenziale a un altro obiettivo, non deve essere fine a se stesso. Allora, cominciare, e questo referendum può essere il primo ingranaggio serio che può ribaltare tutto quanto. Ecco perché continuo a dire che dobbiamo sentire la responsabilità di un'Italia che sta cambiando in una maniera che forse negli anni precedenti aveva solamente rischiato, ma poi mai così intensamente, un cambio di volto, un cambio di velocità e di passo, che io credo che le tante persone che sto incontrando in questi incontri come voi non meritano affatto. Quindi non limitiamoci a votare no. Cerchiamo di essere ognuno interpreti nella propria mattonella di quella che in realtà è una battaglia molto più pesante e che coinvolge tutte le nostre vite nel pratico. Grazie. Allora, grazie. C'è qualche domanda dal pubblico? Avete qualche curiosità? Avete qualche perplessità su questo referendum che magari non è stata sviscerata abbastanza? Abbiamo capito tutti che è una questione politica più che tecnica. D'altronde anche qui a Pordenone molto spesso dietro i tecnicismi in consiglio comunale si nascondono poi dei veri e propri fatti, delle sostanze, quindi il tecnicismo a volte è preso per andare a obiettivo con qualcosa di pratico, di consistente, no? E quindi questo ne è, penso, la dimostrazione plastica. Se non abbiamo altre domande, io direi concludiamo qui la serata. Io intanto ringrazio gli ospiti, i relatori che sono venuti a parlare. Grazie a Francesco Silvestri che è stato molto chiaro, immediato e quasi un amico che viene a raccontarti non la figura del parlamentare, ma un amico che ti viene a raccontare del perché devi aiutarci e aiutare
tutti a fare qualcosa di importante. Quando prima giustamente veniva detto che il potere legislativo è già andato giù, giustamente si è detto nei vari interventi, nelle scorse 3 settimane l'Aula si è riunita ed ha votato 7, 14, 21, in 21 giorni abbiamo votato 3 giorni. 3 giorni. La scorsa settimana abbiamo iniziato, l'Aula è iniziata il martedì a pranzo, il martedì alle 6 avevamo finito, fine della settimana lavorativa. La settimana prima è finita il mercoledì a pranzo, è iniziata il martedì, capito? Allora, se vi dico cosa abbiamo votato, sembra che dirlo sarebbe un'offesa verso quel voto, ma io non mi piace offendere delle leggi, anche se apparentemente sembrano minori, perché dietro una legge c'è sempre una sensibilità e quindi non mi permetto. Però oggettivamente, se andiamo a vedere il quadro sostanziale di quel che serve al Paese, e andatevi a vedere cosa abbiamo votato nelle scorse 3 settimane, è imbarazzante. Non stiamo più lavorando dentro quel Parlamento, non stiamo più facendo nulla, perché c'è una calendarizzazione che viene fatta ovviamente sempre dalla maggioranza, ma questo in generale, non con questo governo, che è ridicola, è patetica. Noi non stiamo più lavorando dentro quel Parlamento. E quando io ci faccio dei video del genere, che busso dentro l'aula per vedere se mi aprono, vado sulle sere terrazze e inquadro, le metto sulla mia pagina, è sempre perché non accetto. E quando mi sono venuti a rompere per questa cosa, non lo fanno pubblicamente, ma vengono da me e mi dicono: non fare questi video, non fare questi. Dal momento che vi siete permessi di affermare che chi va in una manifestazione a manifestare il venerdì lo fa per fare un ponte, io vi perseguito tutti quanti. E quello che è venuto lì a dirmelo, il prossimo video glielo faccio dallo scranno suo, perché poi c'è un motivo per cui si manifesta, quindi c'è un'ignoranza impressionante, c'è un motivo per il quale si manifesta il venerdì, anche perché poi non si fa perdere più giorni a chi viene da lontano, quindi ci sono anche dei motivi storici, c'è un'ignoranza profonda, c'è una mancanza di rispetto profondissima, e quando si dice che il potere legislativo è mangiato, è verissimo, quindi non lasciamo quantomeno mangiare anche l'altro potere dello Stato. Scusa l'interruzione, ma volevo anche portare questa testimonianza. Assolutamente. Ma io ho seguito anche, mi pare si chiama Marianna Ricciardi, la nostra parlamentare alla Camera, che ha detto che è già pronto anche un DL, Zanetti Sì, al Senato, per dare la priorità delle indagini, cioè la lista delle priorità. Quindi hanno già pronto il disegno su cui poi proseguire, quindi è veramente inquietante quando ho letto questa cosa. Diranno che le truffe online vanno perseguite per primo e i reati di corruzione verranno meno. E quindi quella cosa lì a me già potevo anche immaginarla, ma saperla che per certo è già pronto tutto, quindi vuol dire loro danno forse per scontato che vincono. Sì. Ecco, bisogna cercare di ribaltare questa loro convinzione, e credo che l'occasione del referendum sia un chiaro segnale di dire: alto là, qui decidiamo noi, perché è il popolo che decide sostanzialmente. Loro dovrebbero essere... Sì, non importa, ma gli diamo un chiaro segnale, glielo diamo bello evidente, credo che questo sia un po' lo scopo. Quindi io invito tutti, là in fondo io ho messo dei volantini che sono quelli che riassumono alcuni dei punti fondamentali, questi sono in sintesi, molto in sintesi, prendeteli, se avete modo poi di darli ai vostri parenti, ai vostri amici, fate diciamo quello per cui siamo qua questa sera, capire e aiutarci a raggiungere questo obiettivo che ha uno scopo, no? E poi ci sono anche altri volantini che spiegano, se si volesse far parte di un gruppo territoriale, quali sono le prassi da seguire per avvicinarsi a noi come Movimento 5 Stelle del territorio. Il gruppo territoriale è un gruppo che si forma sul territorio per affrontare i problemi del territorio. Quindi io vi ringrazio ancora una volta. Abbiamo una domanda, prego. Deve venire qua, deve venire al microfono. Ma non si sente la Giuliana, non È si sente in perché streaming. abbiamo lo streaming, abbiamo la diretta, siamo streamate.
Siamo stremati e No, tremati mai. Devo fare. Prego, io tengo questo. Allora, una è una domanda e una è una considerazione per capire se il deputato è d'accordo o meno. Allora, la prima è, ho ascoltato e ho già detto da lui che gira parecchio l'Italia. Allora, ci mostrano continuamente esiti di sondaggi. Visto i precedenti referendum del fatto che questi sondaggi non hanno mai azzeccato, di fatto, quale tipo di percezione lei ha avuto in questi percorsi che lei fa e soprattutto rispetto al fatto che c'è un elemento che naviga sempre in tutti gli appuntamenti elettorali, la questione dell'astensionismo. E quindi, al di là, come dice lei, dei tecnicismi, delle difficoltà che ci possono essere, quale tipo di percezione lei ha constatato nei percorsi che ha fatto, considerando che l'Italia non è tutta uguale di fatto, insomma, ecco. L'altro elemento è questo, mi convince molto la rappresentazione del suo immaginario, cioè lei quando parlava del quadro e del contenuto. Io ho l'impressione, un po' navigando da un problema all'altro, che ci sia, senza neanche percezione, la convinzione che ci sia un percorso che vada verso la privatizzazione dello Stato, di fatto. Cioè, quello che accade nella giustizia, considerandolo come diritto, è la stessa cosa che accade nell'ambito della tutela della salute, nell'ambito del diritto all'istruzione. E tutta questa cosa qui, diciamo così, va nella direzione di un'iniziativa che ha lo scopo, lo dico in sintesi, di privatizzazione dello Stato, di fatto. Quindi c'è un problema, come dire, di carattere politico, come lei ha rappresentato, ma c'è anche un problema di far capire, dal mio punto di vista, non tanto attraverso tecnicismi che sono difficili da percepire nell'immediato, anche se ritengo che alla fine di tutto questo percorso qui ci prenderemo tutti una laurea in giurisprudenza, insomma partecipiamo a dibattiti, ascoltiamo, ma da questo punto di vista qua riuscire a comprendere che tutta una serie di cose che accadono oggi hanno anche una storia che viene da lontano. Per esempio, quando lei parlava della questione del sorteggio, mi è venuto in mente, come dire, effetto storico, che uno dei principali sostenitori del sorteggio dei magistrati era Almirante. Certo. Almirante, che aveva, come dire, sostenuto. Poi, come dire, tornando indietro nella storia, il partito dell'uomo qualunque, che addirittura, questo non lo so fino a che punto, voleva il sorteggio dei deputati e dei senatori. Allora, io, come dire, capisco cosa vuol dire la questione del sorteggio, poi alla fine uno riesce anche a comprenderlo, però non denigrerei fino in fondo questo aspetto delle, chiamiamole, correnti, perché l'articolo 18 della Costituzione prevede la possibilità della libertà di associazionismo, quindi la libertà di associazionismo riguarda anche i magistrati. E il fatto che vi siano, come dire, la possibilità di diversi punti di vista, come facciamo qui noi oggi, credo sia anche un elemento che in qualche modo rivaluta anche una funzione democratica. Perché altrimenti, se partiamo da questo presupposto qui, allora i partiti non servono più, altri rappresentanti non servono più e avanti così, insomma. Quindi io, come dire, chiudo, partirei molto anche nella necessità di sottolineare, come diceva lei, quello che ci sta dietro, di fatto, tutta una serie di atteggiamenti, prese di posizione. Ecco, vorrei dire tante cose, ma sono anche stanco. Grazie. Molto velocemente, allora, io prima di oggi, nei precedenti 4 giorni ho fatto 3 mercati rionali, anche perché lo dicevo a cena, molte volte io andando soprattutto in TV, per esempio ci andrò una volta a settimana, mi capita la sera, per esempio da mercoledì da qui da Trieste andrò direttamente a Milano perché poi farò Rete 4, però prevalentemente faccio la mattina, è una brutta, va fatto. Qualcuno lo dovrà pur fare, si diceva il saggio, però adesso a prescindere poi dai format televisivi, vado prevalentemente la mattina e il primo pomeriggio, spesso in TV, e quindi chi vede quel tipo di trasmissione sono poi anche le signore e le persone che si incontrano al mercato, quindi mi fermavo prevalentemente a parlare con le persone che dicevano no, voto sì, per capire quali erano le motivazioni e le suggestioni.
Allora, dal punto di vista percentuale io ho trovato un buon risultato a favore del no, nel senso che però non so quanto sia attendibile perché vicino a un banchetto per il no è chiaro che magari ci passa vicino, si sofferma una signora, io ne fermavo tante proprio perché non volevo recepire passivamente solo chi si fermava perché sennò il testo non è attendibile. Però devo essere sincero, quando fermavo casualmente a campione le persone il risultato era abbastanza buono. Il 90% delle persone che mi diceva vota sì perché è per antipatia nei confronti della magistratura, è un sentimento, quindi quando la Presidente del Consiglio ti dice stiamo sul tecnico è perché sa che la questione invece è emotiva e quindi ti vuole far parlare di un qualcosa che a prescindere da come la declini non convincerà mai chi vuole votare sì, perché chi vota sì lo fa per un motivo assolutamente di antipatia nei confronti di un potere perché magari ha creduto che, perché magari pensa che. Ecco perché non bisogna mai accettare i consigli degli sconosciuti, come diceva mia nonna, ma in questo caso dei presidenti del Consiglio. L'associazionismo, quando sono venuto, sempre lì tra le tante cose, la signora mi ha ricordato anche un altro aspetto, sempre... come si chiama? Quello che stava qua, come si chiama? Devi chiederlo a loro. Marcon, il tuo omonimo. Sempre il tuo omonimo diceva, ma questi già bisognerebbe votare sì solamente per un motivo, perché questi dovrebbero essere indipendenti e non dovrebbero prendere le parti per il favore, per il sì e per il no. Addirittura. Gli stai cambiando, praticamente gli stai stravolgendo l'asse costituzionale, pure zitti devono stare. Poi non ho mai capito perché questo silenzio non è stato preso per esempio dalle rappresentanze bancarie quando abbiamo provato a fare una legge sugli extra profitti bancari, quando i mutui a tasso variabile stavano al 70%. E io ho provato a mettere più volte la tassazione sugli extra profitti, mi sono trovato in trasmissioni con degli esponenti di associazioni bancarie che mi dicevano guardate che se ci mettete le tasse degli extra profitti poi noi li carichiamo sui clienti, cioè questi non è che parlavano, questi minacciavano e nessuno gli ha detto niente e questi gli stai cambiando l'arco costituzionale, devono stare zitti. Allora, quando hai due pesi e due misure, non tornano i conti, anche proprio della tua onestà intellettuale, non lo dico contro la persona che stava qui, ripeto, non lo conosco chi sia, ma sicuramente rispetto al suo contenuto sì, gli contesto l'onestà intellettuale, perché non si pretende l'indipendenza solamente quando è comodo la tua battaglia, si pretende in generale, perché se è un valore, allora lo deve essere sempre. E un'altra cosa anche rispetto al correntismo che si diceva, poi a parte che il correntismo ha anche una radice, se vogliamo, funzionale, questo succede anche negli Stati Uniti, succede ovunque, no? È l'interpretazione, sono correnti anche culturali, cioè è l'interpretazione anche dell'applicazione della legge rispetto al quadro costituzionale. I progressisti vedono un'applicazione non tanto letterale ma di prospettiva dell'interpretazione della Costituzione, magari i conservatori sono più attenti alla singola parola, quindi all'interpretazione letterale, sono correnti anche che nascono da una serie di valori, poi come tante volte è successo possono aver avuto dei problemi, per questo siamo intervenuti. E vi dico una cosa, io fra l'altro sono anche un po' contrario, sono una pecora un po' nera nel 5 Stelle, perché sono anche un po' contrario rispetto al fatto di limitare al massimo il passaggio tra PM e giudice, perché sinceramente io lo trovo un valore. Il fatto che il PM abbia fatto il giudice e abbia la sensibilità di raccogliere le prove, ad esempio, sapendo cosa attenziona un giudice, per me è un valore. Lo stesso vale per il PM che diventa giudice. Per me è un valore in più, è come dire che un consigliere comunale non deve mai fare il parlamentare e viceversa, no, per me è un'acquisizione di esperienze e di sensibilità che ha un valore ben preciso, quindi io sono addirittura contrario, quindi state parlando proprio con la persona sbagliata, perché io sono addirittura contrario a questo aspetto qui. Chiudo rispetto ai sondaggi, è vero, i sondaggi assomigliano negli ultimi
15 anni hanno sempre assomigliato più agli oroscopi che ai sondaggi. Spero sia così, comunque che ci sia una sensibilità di ripresa. È vero, dico una cosa che riguarda la mia forza politica, è stato mandato un sondaggio che riguardava Piepoli, non mi ricordo chi, che diceva che il 65% degli iscritti al Movimento 5 Stelle, degli ascoltati, degli auditi al Movimento 5 Stelle fosse a favore del sì. Poi sono andato a vedere, no? Perché poi devi sempre andare a vedere, no, i dettagli, è il mio lavoro, io insomma vado a vedere sempre i dettagli, vai a vedere il dettaglio, la campionatura del sondaggio era in totale di 400 persone, e quindi quelli che erano stati ascoltati del Movimento 5 Stelle mi sembra che fossero 40. Ora tu mi dai un dato nazionale, hai sentito 40 cristiani che ti hanno detto che votano Movimento 5 Stelle, in base a quello che ti hanno risposto tu fai una campionatura che va su tutti i TG nazionali, per 40 persone. Questa è l'Italia, e questa è l'Italia che vogliamo cambiare. Abbiamo altre domande? C'è qualcuno che ha qualche altra curiosità? Sì, vedi che io stimolo. Diciamo che mi ha sollecitato quello che hai detto adesso, che la capacità di questo governo, di questa destra è mentire. Hanno questa spudoratezza incredibile di travolgere qualsiasi cosa dicono e di dire il contrario di quello che c'è scritto, che siano numeri, che siano considerazioni, che siano dati, loro mentono spudoratamente. Quindi anche questa campagna elettorale è fondata, quella del sì, solo sulla menzogna, non su fatti, esclusivamente sulla menzogna. E questo bisogna, secondo me, far capire alle persone, che quella gente lì mente. E puoi fidarti di chi mente? Penso proprio di no. Molto velocemente su questo, poi non vi attanaglio più, scusate, ho fatto tutti questi chilometri, mo lasciatemi parlare perché sennò... No, però è vero una cosa, no? Molte volte dicono, questi sono bravi comunicativamente, forse, non lo so. Il punto non è solamente che sono bravi o non bravi, questo non te lo so dire, è che loro sono disposti a scendere a un livello per il quale io non sono disposto a scendere. Bravo. E quindi questa cosa è fondamentale nella comunicazione. E l'importante è riuscire ad andare nei momenti di dibattito pubblico e sconfessarli con i numeri. A me l'altro giorno stavo a Tagadà e la Gelmini è impazzita, letteralmente impazzita. Vi racconto solo questa cosa proprio per farvi capire la macchinazione dell'informazione alcune volte, o la reazione di queste persone. L'altra volta vado ad Agorà, ci ho fatto un video e do un dato supportato dalle relazioni del Ministero degli Interni, e addirittura quello della maggioranza mi dà ragione, perché è oggettivo, e dico: signori, è inutile che voi state a fare tante lecche alle forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine hanno bisogno intanto di personale, poi magari ne parleremo, sulla sicurezza, è un tema fondamentale di questo paese, la sicurezza urbana, la sicurezza integrata, sono tutti temi fondamentali. E do un dato, porto le 3 relazioni, dico: nel 2023 le forze di polizia in questo paese erano 99.200, nel 2024 sono state ridotte a 97.005, nel 2025 sono arrivate a poco più di 96.000. Nel giro di 3 anni ci sono 3.500 poliziotti in meno. Ok? Parla quello della maggioranza e mi dice: vabbè, effettivamente sono così. Mentre parliamo, una trasmissione, quindi Agorà, mette subito un cartello in mezzo a noi due dicendo: dati dal 2022 al 2025, più 4.000 assunzioni. Ma cavolo, ma c'è la relazione lì che ti sta dicendo il contrario? Perché? Perché hanno preso il dato delle assunzioni, ma non dei pensionamenti. Ecco, allora, ma quella è una trasmissione, quello è il servizio pubblico. Quello è il servizio pubblico che mente spudoratamente anche davanti all'evidenza, perché loro hanno sentito che io ho dato un dato
E quindi quello dell'opposizione, della maggioranza non ha tenuto botta perché mi ha dato addirittura ragione, ma perché oggettivamente mi è sembrata anche una persona seria che mi ha dato ragione. E uno è corso subito a fare un'infografica mentendo spudoratamente, mettendo un dato, e dopo un minuto io mi sono caricato, e mentre parlavo in trasmissione la scorrettezza è che io non vedo quello che c'è in sovraimpressione. Quindi io parlavo con un'infografica accanto, qua vicino, che non diceva mentiva spudoratamente, e io nemmeno lo sapevo. E allora puoi dire la più grande verità del mondo, ma quando hai puoi citare i dati di qualsiasi cosa, ma quando c'hai davanti un'infografica, e questo è il servizio pubblico, questa è la menzogna di cui parlavi e contro il quale noi dobbiamo batterci e lottare. Allora chiudiamo la serata, vi ringrazio ancora, vi ricordo i volantini e soprattutto vi ricordo seguite la nostra pagina Facebook, i nostri canali social che sono aggiornatissime, quindi avrete le informazioni diciamo fresche di giornata per seguirci nelle nostre varie attività sul territorio, soprattutto in vista della campagna. Partiranno adesso tutti i banchetti a Pordenone. Saremo presenti sia il sabato al mercato che sempre al mercato il mercoledì. Magari ci trovate il mercoledì in forma più ristretta, però ci siamo. E invece in provincia dovete seguire la nostra pagina, che ci sono tutti i vari posti dove faremo il banchetto anche in provincia di Pordenone. Dimmi. La Mara cerca pensionati per il mercoledì al mercato. Ecco, sì, se qualcuno vuole affiancarmi, io sono la predestinata al mercoledì, siete ben accetti, anche solo per venire lì a tenermi compagnia va benissimo, grazie. Il mercoledì mattina siamo al mercato. Anche la cena vengo con te, perché tanto devo trattenermi cioè mercoledì sera a Milano. Quindi mercoledì mattina io sono lì praticamente monto il banchetto alle 8:30. Ah, perfetto. Beh, avrò un sacco di persone. Grazie a tutti. Sabato dovremmo